Al Tognolo di Conegliano si è parlato dello stato dei mari e anche del futuro che ci aspetta. Qual è lo stato attuale e soprattutto per il futuro dobbiamo essere pessimisti o mediamente ottimisti? Beh, i nostri oceani diciamo non sono in splendida forma, vengono da parecchi anni in cui hanno subito degli attacchi diversi e multipli. Il primo è tutta quella famiglia di attacchi che deriva proprio dal riscaldamento globale del pianeta e quindi un riscaldamento dei mari che provoca un cambio delle circolazioni delle correnti, una modifica delle forme di vita vegetali ed animali dovute al riscaldamento delle acque, la minor presenza di ossigeno nelle acque profonde, l'aumento di acidità, quindi una serie di attacchi che li ha già fiaccati. L'altra tipologia di attacchi deriva dall'utilizzo che facciamo noi sapiens dei mari, che non è proprio ottimale. Tendiamo a pescare tanto in modo eccessivo, senza cura, senza rispetto della biodiversità marina, tendiamo a buttare dentro troppe cose, troppa plastica, 250 kg al secondo ne arriva negli oceani, quindi ecco, tutto questo insieme di cose ha reso i nostri amici oceani, che sono poi i nostri migliori alleati nel contrasto al cambiamento climatico, estremamente provati e fiaccati. Qual è la situazione che possiamo aspettarci nei prossimi anni? Dobbiamo innanzitutto conoscerli meglio, esplorarli meglio, perché ne conosciamo davvero ancora poche. E solamente il meno del 30% degli oceani è stato mappato ad una risoluzione di 100 metri di risoluzione, tanto per dare un dato. Dobbiamo conoscerli meglio per proteggerli meglio, per consentire loro di riprendersi da questi attacchi, anche per sfruttarli in modo positivo meglio, per pescare meglio, per estrarre risorse dai fondali. Quindi c'è un grosso lavoro di conoscenza, di consapevolezza che consentirà loro di riprendersi, se gli diamo la possibilità di farlo. Dobbiamo però essere consapevoli che la situazione è pesantemente compromessa, dobbiamo prendere degli atti e delle azioni decisive e importanti in questa decade e nella prossima, cioè i prossimi 20 anni sono decisivi per capire quanto ancora questi nostri splendidi amici potranno aiutarci nel contrasto al cambiamento climatico e nel darci tutti quei servizi ecosistemici che continuano a darci, anche se con fatica.